Sì, noi avevamo visto in termini positivi la messa a disposizione del mondo della pesca di 5 milioni di euro per intervenire in un settore che è in difficoltà, che ha bisogno di interventi strutturali. Purtroppo sono stati tagliati 700 mila euro e riteniamo che sia stato un errore da parte della maggioranza. A questo punto diventa fondamentale che questi soldi non vengano distribuiti a pioggia, ma vengano utilizzati su interventi che diano il segno di un reale potenziamento di questo comparto. In particolar modo intervenire sulla prima marineria d'Italia, che è la realtà di Chioggia, attraverso un intervento di spostamento del suo mercato ittico in zona più idonea, ma soprattutto per potenziare la rete commerciale di questo territorio. Vediamo quelle che saranno le azioni che l'assessore metterà in campo. Naturalmente il PD starà attento e farà una battaglia perché questo avvenga.